Mattia Galdiolo, domani in numerose piazze del Veneto per far valere i diritti sulle unioni civili. Sì, domani noi alle 4 a Padova di fronte al Palazzo Comunale, in tutto il resto del Veneto, in altre piazze e in 70 e più piazze italiane. La maggior parte delle associazioni LGBT e non scenderanno in piazza per manifestare il proprio sostegno e il proprio incoraggiamento all'iniziativa parlamentare in favore delle coppie di fatto e delle famiglie omogenitoriali. Noi crediamo che sia un importantissimo, cruciale passo in avanti per questo Paese, una legge che noi attendiamo da 30 anni, per cui lavoriamo da 30 anni e che non può più essere rimandata. Ci sono centinaia di famiglie, centinaia di bambini in Italia che aspettano questa legge per vedere riconosciuti finalmente i loro diritti, per venire tutelate le proprie identità e la propria famiglia. È una legge che non può più essere rimandata, è una legge che è necessario che passi il prima possibile col sostegno e l'incoraggiamento di tutti quelli che vorranno essere in piazza con noi e che invitiamo a partecipare. Ecco, ricordiamo che l'Italia è tra i pochi paesi che sono ancora indietro su questo. Sì, l'Italia è la maglia nera, nel senso è come al solito l'ultimo paese che fa le necessarie riforme di civiltà per garantire una minima equiparazione a tutti gli altri paesi europei, una minima dignità ai propri cittadini. Noi ricordiamo che questa non è una legge che noi vogliamo, è una legge minima di garanzia per le famiglie che la stanno aspettando. Noi lottiamo per il matrimonio egualitario, noi lottiamo per la piena equiparazione delle famiglie omogenitoriali alle famiglie che noi siamo abituati a considerare normali, ma che sono solo una parte della normalità che ci circonda. Il DDL Cirinnà è una prima iniziativa che porta questo Paese a fare un passo verso l'Europa, non ci fa entrare in Europa, ci fa fare un primo passo verso l'uguaglianza. Invitiamo tutti a scendere in piazza con Arcigay e con le altre associazioni nelle varie piazze del Veneto e nelle varie piazze italiane per partecipare alle nostre iniziative.